saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Con noi oggi in studio, quale gradito ospite, è il dottor Gianluigi Tiberio, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Udine. Buongiorno dottor Tiberio, Buongiorno. grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Ecco, direi che l'argomento della nostra trasmissione di oggi può essere benissimo il Covid, Green Pass, situazione generale, situazione vaccinazioni, e così anche cerchiamo di capire qual è la situazione per quanto riguarda la vaccinazione del personale sanitario, dei medici. Noi alcuni giorni fa in un servizio appunto nel nostro telegiornale abbiamo parlato di un numero che avevate, erano 74, no? Ancora una ventina di giorni fa, Sì. sui 3.500 medici che appunto fanno riferimento, fanno capo all'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Quindi 74 su questi 3.500 non erano ancora vaccinati, o perlomeno non avevate ancora indicazioni. Il numero è rimasto sempre quello, si è ristretto? Noi abbiamo avuto l'indicazione da parte della Regione che 74 era il numero dei colleghi iscritti al nostro ordine che non erano vaccinati. Sì. Successivamente di questi 74 sono state fatte delle verifiche e recentemente sono stati comunicati una prima tranche di nomi che è un numero veramente esiguo, che non si erano vaccinati, quindi sono 6 persone. Di queste poi, fra l'altro, alcune erano residenti fuori regione o sono residenti fuori regione ed erano una già vaccinata e altre 2 in procinto di vaccinarsi perché avevano già prenotato la vaccinazione. Quindi il numero è veramente esiguo. Siamo in attesa di ottenere ulteriori comunicazioni, anche se insomma, il tempo passa e non arriva nulla. Senta, in merito a tutti questi messaggi che girano anche in rete, perché se ne sente veramente di tutti i colori, la posizione anche dell'Ordine dei Medici, qual è l'invito che viene fatto sia agli iscritti appunto all'Ordine che alla popolazione? Beh, diciamo che questa variante Delta, di cui si sta parlando molto, è una variante che ha delle caratteristiche particolari rispetto alle precedenti e alla versione iniziale del virus. Diciamo che ha la capacità di infettare dalle 7 alle 9 volte superiore dalla prima. E quindi a questo proposito appunto stiamo assistendo a un'iniziale quarta ondata che sta contagiando le persone ma non ha gli stessi effetti che aveva le prime varianti, tant'è che le terapie intensive, gli ospedali hanno dei numeri veramente ridotti di ricoveri. I numeri di contagi invece sono a livello di ottobre, adesso come adesso, e quindi raccomanderei alla popolazione di mantenere quelle che sono le raccomandazioni che tutti ormai abbiamo imparato a conoscere, ovvero l'uso della mascherina, evitare gli assembramenti, evitare i comportamenti a rischio, evitare diciamo, di ammassarsi, no? Che sappiamo che possono rappresentare, ed è anche cronaca di questi giorni, possono rappresentare un'occasione per il virus di replicarsi. Sappiamo che questo virus quando si replica può anche ulteriormente mutare e quindi diventare ancora più pericoloso, e quindi raccomando vivamente a tutti di mantenere ancora alta la guardia, perché la lotta al coronavirus non è ancora conclusa. Ecco, ci sono state manifestazioni anche nei giorni scorsi, quindi Novax, tante le persone che partecipano a queste manifestazioni. Sì, diciamo però bisogna che tenere presente che cosa? Dal punto di vista così sociale è importante che tutti noi facciamo la nostra parte nella lotta al coronavirus, perché se tutti noi mettiamo un piccolo mattoncino la possibilità di ottenere il risultato definitivo è estremamente superiore, quindi invito un po' tutti
ad essere responsabile da questo punto di vista. Siamo una società e facciamo tutti la nostra parte. Secondo lei su questa situazione quanto hanno influito anche i vari pareri manifestati sui vari organi di informazione? Beh, diciamo che sicuramente le comunicazioni a livello della stampa, a livello dei giornali, dei telegiornali, le esternazioni che erano le più disparate hanno creato un clima di incertezza e su questo clima di incertezza la determinazione della popolazione e la diciamo, difficoltà a decidere rapidamente sicuramente ha giocato un ruolo importante. E dare un messaggio diciamo, coerente è sicuramente un qualcosa di più importantissimo per poter superare le indecisioni. Senta, per quanto riguarda i Green Pass, no? Quindi Sì. attendiamo a momenti, no, a giorni di dover utilizzare il Green Pass per entrare nei luoghi chiusi, ristoranti, cinema. Ecco, lei che cosa pensa? Secondo lei è indispensabile esibire, avere in mano questo Green Pass? Diciamo che il Green Pass è uno strumento che garantisce diciamo, le altre persone e quindi per poter fare certe cose il Green Pass è una specie di lascia passare, Sì. è una specie di garanzia un pochettino per tutti. Obiettivamente questa garanzia è anche nei riguardi dei, mi viene in mente i ristoratori, mi viene in mente chi organizza degli spettacoli e cose di questo genere e quindi a mio avviso è uno strumento estremamente utile da un punto di vista diciamo del contenimento anche della pandemia. Dall'altro lato il fatto di diciamo, permettere solamente a chi è vaccinato di fare certe cose, secondo me è anche una giusta valutazione del rischio delle persone, no? E quindi a mio avviso la vaccinazione deve dare anche un certo tipo di garanzia agli altri, no? Di non essere contagiati. Ecco, il problema è che il Green Pass puoi utilizzarlo per entrare in luoghi chiusi, o perlomeno si critica, no, il fatto di utilizzare il Green Pass, però ad esempio per andare a trovare malati Certo. non serve a nulla per andare a trovare i propri cari. Beh, diciamo che i malati hanno delle restrizioni ancora più rilevanti, no? Certo. Sappiamo bene cosa è successo nella prima ondata, Sì. quando c'è stata purtroppo una vera e propria strage all'interno delle RSA, all'interno delle strutture come le case di riposo, eccetera. E quindi queste persone che erano lì degenti hanno ricevuto il virus dalle persone che entravano, perché loro non si muovevano dalla Certo, casa. Quindi, loro erano ferme lì in struttura, questo non avendo deve contatti farci, con l'esterno. questo deve farci riflettere e deve farci diciamo, mettere in atto quali sono le misure assolute per garantire questa sicurezza all'interno delle case di riposo. Quindi trovo che sia assolutamente importante. D'altra parte la necessità di ridurre la circolazione del virus, come dicevo prima, è una necessità impellente, quindi secondo me mettere in atto degli strumenti che possano garantire questa cosa qui è una cosa estremamente importante. Ecco, di tutta la vicenda, la posizione dell'ordine, il ruolo che può avere e che ha avuto anche in questo periodo l'ordine dei medici. Basta, noi abbiamo come caratteristica di essere una struttura di un ente sussidiario dello Stato a garanzia dei cittadini e quindi la nostra opera è quella di diciamo, garantire a tutti i cittadini un servizio di qualità a livello delle strutture sanitarie e quindi siamo un organo garante di questa cosa qui. Quindi il messaggio che lei ribadisce sia al personale sanitario che ai cittadini: mantenete alta la guardia. Manteniamo alta la guardia e facciamo tutti la nostra parte per garantire una sicurezza a livello di tutte le persone. Senta, visto che appunto lei è Presidente dell'Ordine, chiaramente se ci sono delle difficoltà anche oggettive sul territorio per un problema piuttosto che per un altro, chiaramente il personale, gli operatori sanitari vengono da lei
a segnalare, a dire guardate che abbiamo questo problema, come possiamo risolverlo? Beh, noi siamo sempre aperti alle segnalazioni, diciamo, a valutare eventuali disfunzioni del sistema e aiutare a porre rimedio a questo. E quindi se c'è qualche dubbio, se c'è qualche necessità, le strutture dell'ordine sono a disposizione dei cittadini. Bene, ringrazio Grazie a per la voi. sua partecipazione il dottor Gianluigi Tiberio, che ricordiamo essere presidente dell'Ordine dei Medici di Udine. Ringrazio i nostri amici telespettatori per averci seguito e a voi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 13:15 con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.